Questa è Venezia 2026, è una puntata speciale, Venezia al voto, un ciclo di interviste ai candidati sindaco del Comune di Venezia in occasione delle elezioni amministrative. Tutti i candidati sono intervistati con lo stesso format, stesso tempo, stesse domande, stessa durata. L'intervista è suddivisa in 2 parti da 10 minuti ciascuna. Non è previsto contraddittorio per consentire a ogni candidato di presentare direttamente idee e programmi. Oggi incontriamo Roberto Agirmo, che ringrazio per la sua presenza, candidato sindaco per la città di Venezia per la lista Resistere Veneto. Mandiamo in onda la scheda del candidato Agirmo. Roberto Agirmo, età 58 anni, professione imprenditore nel settore turistico, presidente di Infovacanze Network, oltre 200 agenzie viaggi, tour operator, prevalentemente specializzati nell'Incoming Italia. Percorso formativo self-made, esperienze rilevanti, avulso da amministrazioni pubbliche. Eventuali incarichi politici, ex vicepresidente di Indipendenza Noi Veneto. Candidatura attuale, candidato sindaco per Venezia in lista Szumski Resistere Veneto. Allora, Roberto Agirmo, chi è e perché ha deciso di candidarsi sindaco a Venezia? Allora, grazie Paolo, innanzitutto buongiorno o buonasera a tutti quanti voi. Chi sono io? Diciamo che cosa non sono? Non sono sicuramente un politico di professione, sono un imprenditore che si dedica a fare politica per passione. Non mi sono candidato sindaco a Venezia, ma è stato richiesto dalla base di Resistere Veneto di Venezia di fare questa corsa in nome e per conto di tutti. La cosa che ci tengo a sottolineare è che per me è innanzitutto un onore rappresentare Resistere Veneto, ma ancora di più è un onore poter rappresentare un candidato sindaco per la città di Venezia, che è una città che io amo visceralmente, tant'è che me la sono anche tatuata. Vi racconto un aneddoto che fa capire molto di me. A 17 anni, per ragioni di lavoro di mio padre, mi sono trasferito a Bologna per 3 anni. Ho scritto sul mio diario dei puffi, che ancora tengo, nella prima pagina: Remingo ed esuli in suolo straniero, vivrà a Venezia nel mio pensiero. Credo che chiunque sia veneziano o veneto possa capire da dove arriva questa frase. Diciamo che l'ultimo doge di Venezia l'ha detta. Quindi chi sono a livello tecnico-pratico? Sono un imprenditore, esperto nel ramo del turismo. Ho circa poco più di 200 agenzie viaggi sparse in tutto il territorio nazionale e prevalentemente sono specializzate nel mondo dell'incoming. Che cosa vuol dire? Vuol dire portare clienti nei propri territori. Questo di fatto mi ha permesso anche, con l'aiuto degli amici di Resistere Veneto, di costruire un piano con il quale abbiamo elaborato un sistema che possa essere di interesse molto importante per andare a eliminare quel famoso ticket che ha fatto Brugnaro nell'ultimo mandato, che è oggettivamente illogico, e abbiamo strutturato un progetto e un programma proprio legato a quello che è la permanenza dei clienti, stavo per dire, dei turisti in quel di Venezia, e anche quindi una struttura molto dinamica che si è legata in modo particolare alla cultura della città stessa. Quali sono le 3 priorità del suo programma per la città? O la priorità principale? Allora, mettiamola così: se io volessi fare il candidato sindaco standard, cosa che non sono, direi le solite cose, quelle che direbbero tutti, ovvero sia la residenzialità, la sanità, la sicurezza, cioè queste sono le classiche cose che dicono tutti i candidati sindaci. Però parliamoci chiaro, secondo voi io posso diventare sindaco di Venezia? La vedo un po' dura. Diciamo che tutti corrono per vincere ovviamente, ma qui a Venezia, così come ovunque, il gioco sarà fatto tra 2 candidati, sono il centrodestra e il centrosinistra, i quali hanno ovviamente e oggettivamente delle risorse e delle capacità di penetrazione nel territorio molto più ampie. Se la gente però imparasse a andare al di là della dicotomia che c'è tra il divide et impera e la realtà dei fatti, probabilmente vedrebbe anche altre cose. Le nostre priorità quindi in realtà sono cercare di entrare in consiglio amministrativo. Perché? Per il semplice motivo che vogliamo essere presenti per andare a far notare ai cittadini
le incongruenze che possono fare quelli che saranno in maggioranza, ma anche essere molto propositivi, nel senso che noi faremo di tutto per dare proposte interessanti, che dopo eventualmente andiamo sul quid delle proposte interessanti, ma lo faremo in modo propositivo, quindi non siamo un movimento del no, siamo un movimento del fare e vogliamo fare anche dall'opposizione, cosa che ci auspichiamo di poter essere, perché così come in regione c'è centrodestra e centrosinistra, in regione c'è anche Resistere Veneto, vogliamo esserci anche in Comune Venezia. Qual è oggi il problema più urgente della città di Venezia e quale sarebbe il suo primo intervento concreto? Allora, per volere dare una specificità a un argomento, direi che la residenzialità è il problema di Venezia inteso come Venezia Isole. Però per risolvere questo problema, così come per risolvere tutti i problemi di Venezia, in realtà le risorse e le possibilità ci sono, basta volerlo. E quali sono le soluzioni? Sono due e hanno un nome e un cognome. Uno è l'approvazione, o meglio, il riconoscimento dell'articolo 119 della Costituzione, in primis, e quindi in secundis, ma di conseguenza, il riconoscimento anche dell'insularità della città di Venezia. Se noi avessimo il riconoscimento di questi due elementi essenziali che sono previsti in Costituzione, di base avremo risorse economiche, capacità di legiferare per quello che è il discorso di Venezia, che ci permetterebbero di poter risolvere tutte le problematiche di Venezia. Qual è il problema? Il problema è che siamo gestiti o da un centrodestra o da un centrosinistra, che sono la stessa identica faccia di una medaglia che è double face. Mettila da una parte o mettila dall'altra, possono avere piccole differenze, ma la sostanza è esattamente la stessa. Quindi com'è che si può risolvere? Dando forza a chi oggi non ha forza per portare avanti dei principi che non vogliono essere portati avanti dalla politica tradizionale. Il giorno in cui ci sarà una politica che veramente vuol fare il bene della città, non sarà più un problema, perché apriremo anche dei contenziosi a livello nazionale con lo Stato, pur di vedere riconosciute ciò che ci spetta di diritto costituzionale. Che idee di città ha per Venezia nei prossimi, diciamo, 10 anni? A me piacerebbe vedere Venezia già da domani messa a posto, chiaramente. Ora, è improponibile vedere Venezia a lungo termine, nel senso che, o meglio, più che improponibile, è auspicabile vederla a lungo termine. Il problema è che la politica attuale guarda i problemi con sostanzialmente la possibilità di guardarli al domani. Quindi, diciamo così, un vecchio veneto mi ha detto c'ho a politica sistema sbrighi col taccon. Tradotto in parole povere, mettono delle pezze perché non c'è una riforma strutturale del sistema di gestione amministrativa. L'unico sistema realmente valido è cambiare la struttura dinamica della società e della politica a livello locale. Vediamo riconosciuti quello che ho detto prima, 119 insularità. Ricordo che a Roma stanno approvando i parlamentari, anche veneti, Roma città a statuto speciale, più o meno, è Roma capitale. Tradotto in parole povere, anche a sbaffo della Costituzione, stanno dando la possibilità a Roma di diventare una specie di Trento e Bolzano, una specie di regione a statuto speciale, cosa che è al di là delle dinamiche standard di quella che è la logica politica. A Venezia, che avremmo la possibilità legittimamente riconosciuta a livello costituzionale di avere queste opportunità, non ce le stanno dando. E di chi è la colpa? Dei partiti politici nazionali. E chi è che andrà su a Venezia? O destra o sinistra, cioè i partiti politici nazionali. Si chiude con questa risposta la prima parte di questo speciale elezioni amministrative.